Grazie signor Presidente. Le esprimo la mia gratitudine per aver voluto con questa informativa tutelare il ruolo del Parlamento. Ringrazio anche il Presidente del Consiglio per la solerzia con la quale mi ha citato nelle sue due informative fotocopia. Io parlerò a braccio, un po' perché me lo posso permettere e non avendo altro da portare in questo dibattito che le memorie un po' amare ma sincere dell'esperienza in cui mi sono trovato ad assisterla nella sua azione di governo, e un po' anche perché parlando a braccio si evitano degli incidenti in un terreno così scivoloso. Per esempio la informo, ma lei che è uomo di mondo non ne avrà bisogno, che mentre parlava ben due consiglieri economici di Macron, Chahine Vallée e Jean Pisani-Ferry, uno risalente e uno attuale, si sono espressi contro il MES. Quindi va a finire che di questo MES che lei tanto strenuamente difende resterà l'ultimo difensore, l'ultimo giapponese dietro un MES oggettivamente vuoto. E non stupisce che sia qui lei a difendere questo MES, perché c'è un qualche cosa che accomuna questo destino tragico del MES al suo, è il destino tragico di essere cose che quando arriva una crisi poi non servono, e questo è il punto fondamentale. Che lei non serva lo stiamo vedendo qui e lo testimonia il deserto, Felix deserto, nei banchi della maggioranza, ma che il MES non serva lo attesta il fatto banalmente, ma non voglio tediarla con dettagli tecnici, che quando ci sarà una crisi il MES non servirà. Ci sarà bisogno della BCE che interverrà come backstop, lo farà e quindi inutile adesso soffermarsi sui dettagli, non la tedio. Vede, io sì, ho applaudito quello che il Presidente Conte ha detto, perché io ci ho creduto, come ci hanno creduto tanti colleghi qua dentro, alla possibilità di avere un cambiamento. Il cambiamento sarebbe semplicemente stato avere un'interlocuzione seria, autorevole, con l'Europa, che per essere seria e autorevole doveva essere partecipata. Non posso applaudire quello che il Presidente Conte ha fatto e a me dispiace che la nostra correttezza nel sostenerla anche, diciamo così, accettando di rappresentare in modo riservato le nostre posizioni, che erano, come lei sa, anche se finge di non saperlo, di dissenso verso questa riforma, che questa correttezza sia adesso utilizzata verso di noi per screditarci e per dire che eravamo tutti d'accordo. Vede, Presidente Conte, lei dovrebbe scegliere meglio i suoi avversari, quella è la dote del grande stratega, o almeno i suoi collaboratori, che è la dote di qualsiasi manager. Parliamo dei suoi collaboratori, dei suoi amici. L'allarme l'ha suscitato il Presidente Visco, bella riconoscenza per chi era venuto qui a difendere l'oro della Banca d'Italia, insomma, evidentemente qualcosa non ha funzionato. La chiusura è stata annunciata dall'attuale, la chiusura dell'accordo, cioè che il fatto che non sia vero che lei ha rispettato il mandato di non prendere determinazioni definitive, quelle parole le ricordo bene perché siamo stati io, lei e il Ministro Fraccaro a trovarle nel suo studio a Palazzo Chigi, quindi me ne ricordo molto bene. Che lei abbia tradito quel mandato, ce l'ha detto il Ministro Gualtieri, non è alto tradimento, perché io, diciamo, quando ho studiato diritto mi hanno detto che quella fattispecie lì riguarda solo il capo dello Stato, ma è una cosa che non è andata come doveva andare, lo conferma anche l'Eurogruppo, fonti dell'Eurogruppo dicono che l'accordo è concluso, ma l'accordo è concluso o non è concluso? Io qui lo dico a tutti gli italiani qua dentro, ma come possiamo accettare di stare in un sistema all'interno del quale non è possibile capire quando un accordo così rilevante per la nostra vita è effettivamente concluso o no? Scusate se mi accaloro, mi scaloro subito. Che nel Consiglio dei Ministri non ci sia stata adeguata discussione, l'ha detto Tria. Quindi, voglio dire, che ci sia stata tutta questa condivisione da parte sua, lo smentisce un dato di fatto banale. Da dicembre a luglio, cioè mentre questa vicenda si è svolta, lei ha tenuto per sé le competenze degli affari europei, gelosamente, rilasciandole dopo la, diciamo, conclusione, non conclusione dell'accordo. Allora guardi, le confesso una cosa, anch'io le sono stato infedele perché anch'io non le ho riportato qualcosa. Per esempio, si ricorda quando nella riunione del 14 maggio che lei ha citato, no? Lei dette su impulso del Ministro Fraccaro, concludo, su impulso del Ministro Fraccaro, lei dette a me e a Fraccaro l'incarico di andare dal direttore del Tesoro per vedere il testo. Sì, ci andai poi il 30 maggio. Sa cosa fece il direttore del Tesoro? Mi disse che siccome quello era un testo discusso all'Eurogruppo,
gruppo, non poteva farmelo vedere, mi oppose il segreto. E allora io, invece di ragionare in punta di diritto e di opporgli il comma 7 dell'articolo 4 della legge 234, che dice che nell'informativa verso il Parlamento il segreto non vale, feci un gran sorriso e gli dissi: dottore, nel mio mondo ideale lei sarebbe un ministro, così avrebbe... Mi consenta di concludere. Non avrei bisogno di verificare la mia linea politica con lei e lei sarebbe responsabile politicamente. Ecco, qui è mancata la responsabilità politica. Lei questo non poteva saperlo, ma sicuramente non può non sapere di quando io, Garavaglia, Castelli e un quidam de populo che non nomino siamo stati rinchiusi in una stanza a Palazzo Chigi il giorno prima del loro gruppo a vedere un testo con le parentesi quadre ancora non risolte, con un attonito capo di gabinetto degradato al livello di bidello di scuola materna, che doveva controllare che non prendessimo appunti, che non fotografassimo e non comunicassimo con l'esterno. Questa è la condivisione che l'ha avuto con noi. Allora, visto che il testo non lo ha voluto condividere, le chiedo con grande serenità, visto che lei ha dei problemi più grandi del gruppo Lega, lei ha le Iene come problema adesso, perché non ci racconta qualche cosa del suo conflitto di interessi del quale adesso le Iene si stanno occupando? Quello sarebbe un altro tema sul quale mi interesserebbe sapere la sua opinione. Grazie, signor Presidente. Ha chiesto